Bentrovati dalla terza pagina della cultura proposta dalla vostra televisione, dalla vostra radio, sempre attenti ad informare e valorizzare il territorio. Dopo il preludio ai concerti delle festività affidato ad un grande organista come il maestro Sergio De Pieri, che a 94 anni continua a deliziarci con la sua sopraffina arte organistica, dopo il concerto del Santo Natale con ospite l'orchestra giovanile La Re, diretta dalla professoressa Elisabetta Maschio, docente ma soprattutto valente direttore d'orchestra di rango internazionale, e dopo il concerto di Capodanno appena festeggiato con l'orchestra da camera composta esclusivamente da clarinetti, oltre 20 eccellenze tra i più importanti maestri e allievi della prestigiosa scuola del maestro Scalabrin, diretti dal maestro Ivan Villanova, le festività natalizie si avviano alla conclusione e noi vi siamo vicini con un appuntamento non meno significativo per la Santa Epifania. E per questa occasione vi proponiamo un autentico talento dell'organo, strumento al quale diamo spazio con grande piacere. È un giovane di soli 17 anni, Leonardo Piccin di Conegliano, un vero gigante. Già a questa età è conteso dalle più importanti chiese della città. Gigante non solo alla tastiera, ma anche fisicamente, lo vedrete voi stessi, sfiora i 2 metri d'altezza e 3 metri di spalle, se così si può dire. Eppure gentile e delicato nel suo approccio musicale. Ascolterete un tocco leggiadro e raffinato, di rara sensibilità. E con lui un mezzo soprano lirico, anch'ella di Conegliano, dotata di una voce splendida, dall'incredibile portanza e dalla notevole elasticità delle corde vocali, capace di sostenere con naturalezza il cosiddetto canto di sbalzo. Lo percepirete chiaramente all'ascolto, se così possiamo dire, a un solo grazioso vezzo. Ama rimanere defilata. Ma sentirete anche voi, insieme a Leonardo, la risposta che il pubblico ha riservato loro in una delle più belle storiche chiese di Conegliano, quella dei Santi Martino e Paolo, gremita all'inverosimile e con un pubblico visibilmente estasiato. Si sono cimentati in un programma splendido, da Bach a Ion, Franck, Ravel, Dité, Adam, padre Davide Maria da Bergamo e Bottazzo, solo per una semplice, doverosa citazione. Non resta che augurare a tutti voi un buon ascolto e una buona visione.
Ebbene, mi pare sia stato un gran bel concerto. Siamo onoratissimi di avere dato risalto a un giovane musicista e una brava cantante lirica. L'informazione di interesse generale è anche cultura e noi difendiamo l'informazione. Ciao e grazie.